Grazie Maria Paola per l'intervento appassionato, ma soprattutto quella critica rispetto alla fiaba omosessuale mi ha fatto venire in mente la similitudine col discorso del linguaggio, cioè il pensare che la fiaba eterosessuale sia universale e neutra e quindi adatta a tutti, così come il maschile è universale e rappresenta tutti, mentre quella omosessuale potrebbe corrompere un eventuale percorso identitario. Invece uno dei punti che sottolineo è quello del rapporto della scuola con questa realtà e del fatto che è vero che è raro trovare figli di genitori omosessuali, di coppie gay o di coppie lesbiche che lo dicono apertamente, eppure ce ne sono diversi, ce ne sono anche a Sassari prima di passare poi a un'esperienza diretta, ti ricordo solo una cosa che disse una ragazza che assieme alla compagna ha allevato due bambini, un bambino e una bambina, che adesso sono maggiorenni, quindi parliamo insomma di 20 anni fa, dei problemi che aveva avuto proprio a scuola, quando la bambina davanti alle maestre chiamava la mamma 1 e la compagna della mamma 2, la maestra interveniva sempre e diceva alla bambina: no, quella non è la tua mamma, quella è un'amica di tua mamma, e gli impose di chiamarla amica della madre, tanto che la madre andò lì a parlare con l'insegnante dicendole: no, questa è una nostra scelta, questa è nostra figlia, noi siamo una coppia. E l'insegnante disse: no, voi non siete una coppia e quindi la bambina non ti può chiamare mamma. Ecco, quindi l'insegnante decise quale doveva essere l'insegnamento per questa figlia. Ecco, questo è l'atteggiamento in realtà che crea i problemi, che crea insomma i disagi anche psicologici nelle persone, per cui c'è bisogno di un intervento. Ma adesso, siccome spero che i tempi sono un po' cambiati rispetto al passato, oggi abbiamo anche con noi una ragazza che ci porterà la sua esperienza personale di madre lesbica. C'è Silvia De Simone che viene da Cagliari, dell'associazione Famiglia Arcobaleno, che io ringrazio di essere qua, che insieme alla compagna Fabiana hanno già una figlia, e penso che ce ne sia anche uno appena arrivo. No, due, vabbè, adesso non penso. Va bene, allora io do la parola a Silvia, grazie. Buonasera a tutti e a tutte, Io sono Silvia, faccio parte di una famiglia arcobaleno, di una famiglia omogenitoriale, e descriverò utilizzando le parole che usa mia figlia che ha 3 anni, Sara, per descrivere la sua famiglia. Lei dice: la mia famiglia è come un arcobaleno, io ho una famiglia molto speciale, 2 mamme e 0 papà, 2 mamme molto speciali, una sorella più grande, un cane e la tartaruga, il cane è l'unico maschietto di casa. Io vorrei portare anche un po' di positività in questo dibattito, nel senso che le sollecitazioni sono state tante e io cercherò in breve di rispondere alle sollecitazioni delle persone che mi hanno preceduto, portando la mia testimonianza diretta. Una testimonianza che è positiva e negativa. Positiva dal punto di vista del riconoscimento sociale e negativa dal punto di vista del riconoscimento giuridico. La parola riconoscimento è stata utilizzata dalla professoressa Patrizi, e poi la parola riconoscimento viene ovviamente utilizzata anche per la richiesta di una tutela giuridica. Ecco, noi come famiglia abbiamo avuto un riconoscimento molto importante dal nostro contesto sociale, che racconterò anche in che senso, mentre invece non siamo riconosciuti legalmente, non siamo tutelate legalmente, e soprattutto una delle nostre bambine non è tutelato legalmente, e questo è l'aspetto che a noi più ci sta a cuore. La nostra bambina dice in maniera molto fiera che ha 2 mamme,
a 2 mamme nella nostra famiglia allargata, a 2 mamme per i nostri vicini di casa, a 2 mamme all'asilo nido, a 2 mamme in tutti i contesti che noi frequentiamo, ma non ha nessuna tutela giuridica. Per la legge noi non siamo una famiglia e lei non ha 2 mamme. Per la legge lei appartiene a una famiglia monogenitoriale, ha una sola mamma e io e l'altra sua mamma siamo 2 amiche che vivono insieme. Questo forse è l'aspetto più critico, parto da questo per poi invece portare un po' di positività a tutte le riflessioni che sono state proposte. Una delle preoccupazioni che avevamo più grande quando abbiamo deciso di realizzare il nostro progetto di genitorialità era proprio quella relativa alle tutele giuridiche. Se a me domani succede qualcosa, la nostra bambina non ha diritto ad avere un genitore. Perché venendo a mancare io, l'altra mamma che ha contribuito insieme a me a generarla nel pensiero, nei progetti e che la educa dal momento in cui è nata insieme a me, non è nessuno. Questa è stata la nostra preoccupazione, ma essendo delle persone ottimiste speriamo anche che la società, conoscendoci, guardandoci, ci possa poi riconoscere anche legalmente, perché noi pensiamo che uno dei problemi più grandi sia la non conoscenza. L'ignoranza e il senso di non conoscenza genera pregiudizio. Parlare di famiglie omogenitoriali può provocare più pregiudizi rispetto ai pregiudizi che noi possiamo combattere facendoci conoscere, presentandoci. Devo dire che alcune persone ci dicono, noi pensavamo chissà che cosa, invece siete delle famiglie veramente noiose. Si immaginavano che fossimo delle famiglie particolari, Sara dice speciali, ma in realtà sono famiglie noiose che hanno le routine, le quotidianità, i problemi che hanno tutte le altre famiglie. Quindi questo per noi è proprio l'aspetto dolente, l'aspetto che ci preoccupa, oltre tutte le tutele per quanto riguarda anche la nostra relazione di coppia, perché noi non siamo tutelate come coppia, non so, problemi legati alla malattia, problemi legati all'eredità, ma non entro nel merito. Parto dal titolo di un film che è stato dato nel grande schermo, mi pare lo scorso anno, che titolava così: I ragazzi stanno bene. Infatti i ragazzi, figli cresciuti e nati in famiglie omogenitoriali stanno bene, lo dice la ricerca scientifica ormai da tanti anni, lo dice la ricerca internazionale, come diceva la professoressa Patrizzi. Stanno bene, in alcuni casi stanno anche meglio, perché forse scegliere di diventare genitori omosessuali richiede un percorso di consapevolezza molto maggiore rispetto a quello che avviene in molte famiglie tradizionali, non in tutte, però c'è un lavoro che noi facciamo su di noi e su questo progetto. Quindi i ragazzi stanno bene, forse stanno anche meglio e questo ci rassicura. La società è pronta? Ma io direi che dall'esperienza mia dell'associazione, di cui poi vi dirò 2 parole alla fine dell'intervento, la società è pronta, la società ha bisogno di strumenti. La società è pronta, ormai la società è più abituata a vedere un bambino o una bambina con 2 mamme, un po' meno con i 2 papà, o comunque avere a che fare con famiglie complesse, famiglie tutte diverse. Io vi parlavo della nostra bambina di 3 anni, ma nella nostra famiglia c'è anche un'altra bambina che ha 11 anni, che è adolescente, che è nata da una relazione precedente della mia compagna e che anche lei è una famiglia speciale, perché lei vive per una settimana con noi, quindi con Sara, nella nostra coppia omogenitoriale, e per l'altra metà della settimana nella famiglia col papà, che ha una moglie e che ha una nuova sorella. Lei è una famiglia particolare, diversa, speciale, come ce ne sono tante. Non tutte si dichiarano, non tutte si rendono visibili perché hanno paura dei pregiudizi, perché hanno paura che i pregiudizi influenzino poi i comportamenti delle persone. Vi dicevo, le nostre esperienze sono state positive, noi ci siamo sentite, ci sentiamo riconosciute socialmente, anche se è stato faticoso. Quando abbiamo comunicato in famiglia che volevamo diventare mamme, devo dire che l'accoglienza non è stata delle migliori. Oggi in particolare i miei genitori sono dei nomi arcobaleno bellissimi, però anche loro erano fortemente influenzati dal pregiudizio circolante, per cui i genitori omosessuali probabilmente faranno crescere un figlio o una figlia infelice. Siamo stati accusati di fare una scelta egoista, avevamo tutto, un bel lavoro, una bella famiglia, addirittura
addirittura peggio una figlia, che cosa volevamo di più? Adesso hanno assolutamente cambiato idea, ripeto, sono dei genitori molto presenti e che fanno questa battaglia, dei nonni, genitori per me, nonni per la nostra bambina molto presenti che fanno questa battaglia con noi. Ma non solo, decidere di fare famiglia e decidere di mettere al mondo dei bambini in una famiglia omogenitoriale implica una scelta di visibilità, perché i bambini e le bambine hanno bisogno di poter raccontare la loro storia. Noi raccontiamo, abbiamo raccontato la storia sua Sara da quando era in pancia, abbiamo raccontato alla figlia più grande quali erano i nostri progetti, come avremmo fatto Sara, abbiamo raccontato la storia e avevamo bisogno di preparare il terreno, perché, come diceva giustamente la dirigente scolastica, è molto negativo se una bambina si sente mancato il riconoscimento delle sue due mamme, ma per questo bisogna fare un gran lavoro. Quindi abbiamo sensibilizzato prima la nostra famiglia allargata, ancora prima che Sara nascesse, già tutti sapevano che io e la mia compagna stavamo insieme e che insieme avevamo deciso di fare una bambina. Questo non basta a farci riconoscere come famiglia e questo non basta a far riconoscere l'altra mamma o il cogenitore come una persona che ha un ruolo pari al mio. E questa è ancora una battaglia che stiamo compiendo, ma apro e chiudo parentesi, una battaglia che anche molti padri devono compiere per farsi riconoscere il ruolo al pari di quello della mamma. Anche noi stiamo combattendo questa battaglia. Abbiamo preparato la scuola, l'asilo, importantissimo, dall'asilo nido in poi, perché l'asilo trasmette dei messaggi importanti e se trasmette dei messaggi negativi e di disconoscimento rispetto alle nostre famiglie, allora sì che i bambini possono iniziare a star male e possono entrare in crisi. Noi abbiamo parlato con le maestre, abbiamo incontrato la direttrice, la maestra del nido, non solo, ma le abbiamo portato documentazione scientifica per assicurarle che i nostri bambini crescono bene e le abbiamo portato anche una serie di libri che raccontano le famiglie omogenitoriali ai bambini. Gli abbiamo regalato questi libri e sono libri che Sara porta a scuola e che le maestre leggono a tutti i bambini. Ma è stato importante presentarli noi perché alle volte gli educatori e le maestre non hanno gli strumenti. Invece in questo caso abbiamo trovato un ambiente accogliente, devo dire. Quando la mia compagna va a prendere Sara, la maestra dice è arrivata la mamma di Sara e tutti i bambini riconoscono che Sara ha due mamme. Anzi, un episodio che raccontavo un altro incontro alla mia compagna che un po' di giorni fa saliva le scale dell'asilo con Sara e una bambina dice alla mamma è la mamma di Sara e la mamma no, non è la mamma, sarà la zia, te lo dico io, è la mamma di Sara. Arriviamo su e dice vedi che non è la mamma di Sara, è la zia. Ancora prima della mia compagna interviene la maestra e dice sì, è la mamma di Sara perché Sara ha due mamme. Un sorriso bellissimo da parte della nostra bambina. Pensate quanto invece questo potrebbe essere destabilizzante per lei, ma le maestre, le educatrici hanno bisogno di essere preparate. Se Sara avesse portato il libro direttamente in classe dove si spiegava come è nata lei, probabilmente le maestre avrebbero avuto difficoltà a leggerlo agli altri bambini, ma anche loro avrebbero avuto resistenza a loro. Invece essendo pronte devo dire che hanno accolto il nostro invito e hanno accolto anche il bisogno di Sara di veder rappresentata la sua famiglia nei libri. Siccome all'asilo i libri non c'erano, allora li porta lei e i libri vengono letti alle maestre e quindi i suoi bisogni vengono accolti ogni volta. Scuola materna, noi abbiamo avuto, ripeto, un'esperienza bellissima in uno studio privato convenzionato col comune, potevamo star lì per la scuola materna, invece abbiamo scelto di aprire una nuova sfida, quella della scuola materna pubblica, e quindi anche lì siamo andati a presentarci ai dirigenti, abbiamo presentato la nostra famiglia, abbiamo portato l'opuscolo di famiglia Arcobaleno e abbiamo detto che prima dell'inizio dell'anno avremo il piacere di conoscere le maestre, di fare una chiacchierata con loro, di presentarci e di regalarvi dei libri. Non sapremo come andrà, però sappiamo già dall'esperienza delle altre mamme e gli altri papà dell'associazione che le esperienze alla scuola materna iniziano a essere più complicate, più si va avanti con la scuola e più è difficile, perché mentre al nido c'è almeno le nostre esperienze raccontano un ambiente maggiormente accogliente, anche perché, a parentesi, i bambini sono ancora piccoli e spesso non raccontano a casa, cioè i bambini da 0 a 3 anni non tornano a casa e dicono lo sai che la mia compagna vive in una famiglia omogenitoriale? Mentre invece alla scuola materna
questo sì che succede, questo è un problema che gli insegnanti, i dirigenti scolastici spesso si pongono, quindi a parole c'è una massima apertura, ma le famiglie dell'associazione dicono che in realtà poi nei fatti e nell'agito non sempre il contesto è inclusivo, quindi va bene ma i libri non si portano, va bene ma non si dice, va bene ma se Sara dice che ha 2 mamme, io non so se troveremo una maestra che ribadirà è vero che Sara ha 2 mamme, e quindi questo è sicuramente un problema, e ci torna ancora un problema importante, e quindi diventa una sfida per noi, per l'associazione, ma anche un po' per tutte le persone che del loro lavoro si occupano di educare le nuove generazioni, gli educatori, le educatrici e le maestre, lavorare su questo.